Mancano pochi ricoveri per Covid e la nostra regione finirà in arancione, se non la prossima settimana quella seguente. Contagi in aumento del 67% in una settimana e gli isolati perché positivi sono più di 42.000. Comincia a scarseggiare anche in Friuli lo Zitromax, l'antibiotico più usato per trattare le complicanze da Covid. È quasi introvabile in tutta Italia, in regione Federfarma vigila per evitare accaparramenti del farmaco. È andata come previsto, il Consiglio regionale ha scelto i 3 grandi elettori che dalle 15 del 24 gennaio dovranno scegliere il nuovo Presidente della Repubblica, Zanin, Fedriga e Bolzonello. Un litigio per un gatto è costato 3 mesi di reclusione ad un udinese. Credeva che le vicine glielo avessero sequestrato e le ha minacciate con una pistola, solo dopo si è saputo essere un'arma giocattolo. Sarà messo in sicurezza il mulino di Viale Volontari della Libertà a Udine, approvato dalla Giunta il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il manufatto è l'unico esempio urbano superstite di questo tipo. A tutti voi buonasera, ben trovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli. Mancano dunque ancora poche ospedalizzazioni, pochi ricoveri e la zona arancione sarà una certezza per il Friuli Venezia Giulia. Potrebbe accadere la prossima settimana o quella successiva. Aumentano nella nostra regione i pazienti sia in terapia intensiva, passati da 40 a 41, che negli altri reparti, dove sono 369, 18 in più di ieri. Sono 11 i decessi registrati nelle ultime 24 ore. 37 dei 41 pazienti in terapia intensiva non sono vaccinati. Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 4.039 nuovi contagi, salgono a 42.424, 2.400 più di ieri, le persone in isolamento, alle quali si aggiungono quelle in quarantena perché entrate in contatto con positivi. E a confermare come il Friuli Venezia Giulia sia in ballo tra il giallo e l'arancione anche il presidente della regione Massimiliano Fedriga, il quale però precisa che anche con l'eventuale cambio di colore per i vaccinati di fatto non cambierebbe nulla. Il governatore ribadisce poi la necessità di nuove norme per i tamponi. Allo stato attuale, se non sarà lunedì prossimo, potrebbe succedere 7 giorni dopo. Il Friuli Venezia Giulia danza pericolosamente tra la zona gialla e quella arancione, un passaggio che però non cambierebbe nulla per i vaccinati. Intanto ovviamente vediamo un aumento di ospedalizzazioni, per le terapie intensive abbiamo quasi esclusivamente non vaccinati, però voglio sottolineare che la zona arancione, con le nuove regole che ci siamo dati, di fatto per chi è vaccinato permette di fare tutte le attività che si fanno in zona bianca, nemmeno in gialla. Il presidente delle regioni sottolinea poi come ora serve una revisione delle norme sul tracciamento e sui tamponi. Oggi in Italia si fanno tantissimi tamponi, ma è impossibile pensare di tracciare tutti. Noi rischiamo di mettere sotto stress il sistema per non raggiungere gli obiettivi. Cosa saggia sarebbe andare quindi a tamponare soltanto i sintomatici, proteggere col vaccino il più ampio numero di persone possibile e procedere in questo modo esattamente come stanno facendo moltissimi paesi al mondo. Pensiamo al Canada, pensiamo agli Stati Uniti, pensiamo alla Gran Bretagna. Evidentemente anche quei paesi si sono resi conto che continuare a inseguire con tracciamento persone asintomatiche comporta un dispendio enorme di energie che si sottraggono ad altre attività, quello ospedaliero ad esempio, quello dei vaccini, non si ottiene alcun risultato. Dal 5 all'11 gennaio in regione i nuovi contagi da Covid sono aumentati del 67% rispetto alla settimana precedente. Pordenone supera Trieste per quanto riguarda l'incidenza dei casi, sono 2.105 ogni 100.000 abitanti contro i 2.071 del capoluogo regionale. Seguono Udine con 1.830 e Gorizia con 1.496. Sono sopra soglia di saturazione i posti letto in area medica al 27,6% e in terapia intensiva al 21,1%, occupati da pazienti Covid. Emerge dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe sull'andamento della pandemia in regione.
Contagi in aumento, attività chirurgica ridotta e reparti ospedalieri al collasso nel Pordenonese. Per Massimo Crapis, responsabile del Dipartimento di Malattie Infettive dell'azienda sanitaria del Friuli Occidentale, si sta abbattendo la tempesta perfetta. Siamo vicini alla tempesta perfetta. Massimo Crapis, responsabile del Dipartimento di Malattie Infettive di ASFO, non usa mezzi termini nel descrivere la situazione che sta vivendo la sanità locale di fronte all'aumento incontrollato dei contagi da Covid-19. 9 positività anche tra il personale sanitario, reparti dell'ospedale al collasso e attività chirurgica fortemente ridotta delineano, secondo il medico, un quadro alquanto allarmante. La situazione è complicata perché siamo vicini a quella che possiamo chiamare come la tempesta perfetta. Siamo in una fase molto critica. Non voglio sembrare troppo pessimista, ma in realtà, ripeto, stiamo parlando ai realtisti e quindi parliamo di realtà. Chiedo di riflettere che avremo 2 mesi molto difficili e non è detto che il sistema sanitario sopravviva a questo. Tanti numeri, meno forze da poter mettere in campo. Che cosa unisce queste 2 criticità? Una stanchezza estrema che arriva di fatto allo sfibramento, soprattutto di tipo nervoso, ma anche di tipo fisico del personale sanitario. Ecco perché la definisco una situazione vicina alla tempesta perfetta. Per cui, se ci sono sembrati duri questi ultimi 2 anni, sappiate che i prossimi 2 mesi saranno i più duri in assoluto. Ed è ancora timida in Friuli Venezia Giulia la risposta delle persone che hanno priorità a vaccinarsi. Si tratta degli ultracinquantenni, dei non vaccinati, dei fragili, degli ultraottantenni, dei cittadini a cui scade la certificazione verde entro fine mese. A rilevarlo è il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi. A queste categorie, sottolinea, dedichiamo agende riservate, ma se i posti disponibili non verranno occupati ci organizzeremo per aggiornare costantemente e quotidianamente gli appuntamenti, così da aprirli a tutta la popolazione, anche per non tenere aperti i centri vaccinali se non al massimo della loro capacità. Comincia a sentirsi anche in Friuli Venezia Giulia la carenza dello Zithromax, l'antibiotico che è quello più usato per trattare le complicanze da Covid, peraltro quasi introvabile ormai in tutta Italia. Nella nostra regione Federfarma intende vigilare per evitare eventuali disagi, ma anche per prevenire possibili accaparramenti del farmaco. In Italia lo Zithromax, il generico, l'antibiotico più usato per i malati di Covid sia a casa che in ospedale, è diventato quasi introvabile. A mancare sarebbe la molecola necessaria per la produzione del farmaco, che viene prescritto in associazione con antinfiammatori. In Friuli Venezia Giulia, conferma il presidente di Federfarma Luca De Grassi, i fornitori e i grossisti hanno informato che ci sarà una forte carenza del farmaco azitromicina, Zithromax, in particolare dello sciroppo per bambini. La causa è l'elevato consumo legato all'epidemia per trattare patologie e complicanze respiratorie. Ma la nostra regione si distingue per un utilizzo di antibiotici più oculato rispetto a gran parte delle altre, spiega De Grassi, sottolineando che la situazione è particolarmente grave al centro-sud Italia. In Friuli Venezia Giulia, grazie a un diverso comportamento prescrittivo, questa carenza si è sentita in ritardo rispetto alle altre regioni. Comunque, conclude il presidente di Federfarma, vigileremo per ridurre i disagi e prevenire gli accaparramenti. Della carenza del medicinale sarà interessata l'Agenzia Italiana del Farmaco. Non è escluso che per il futuro sia indicato l'utilizzo di un'altra famiglia di antibiotici. Riunione di giunta a ranghi ridotti oggi al comune di Udine, dove si segnalano contagi sia tra il personale che tra gli amministratori. Il Covid non risparmia il comune di Udine. A Palazzo d'Aronco si registrano casi di positività sia tra il personale che tra gli stessi amministratori. I lavori della giunta oggi si sono svolti in maniera ridotta. Il prossimo consiglio comunale, previsto per lunedì, si terrà online. E purtroppo qualche assessore è positivo al coronavirus, qualcun altro deve fare la quarantena perché è in contatto con persone positive, e oggi in giunta in pratica avevamo 5 assessori. Siamo un po' dimezzati, ma insomma si riesce ad andare avanti lo stesso perché il numero legale 5 più il sindaco, insomma si può procedere con la giunta.
E questa è un po' la situazione che tocca anche gli amministratori, che chiaramente sono anche loro soggetti a questo virus, e speriamo insomma di superare questo momento. In ogni caso niente di grave. Preoccupazioni ci sono, però non siamo in una situazione drammatica, riusciamo lo stesso a gestire i servizi, andare avanti, a dare tutte le risposte che i cittadini ci chiedono. Il sindaco di Ruda, Franco Lenarduzzi, è risultato positivo al Covid, è in isolamento da diversi giorni con sintomi. Ho seguito l'iter vaccinale, ma purtroppo ho contratto comunque il virus, dice a Telefriuli. Nel periodo delle feste ho lavorato molto da solo, non appena ho sentito i primi malesseri mi sono autoisolato. I colleghi della giunta e i miei consiglieri non sono stati contagiati e continuano l'attività amministrativa con regolarità, come sempre al servizio della popolazione. Resto comunque in contatto con loro e con i concittadini con il telefono e gli strumenti tecnologici. A Udine, pubblici esercizi e ristoranti segnalano un calo di fatturato del 50%. Le cause sono l'aumento dei contagi e l'introduzione di misure più restrittive per accedere ai locali. Sul fronte del commercio, la Fisascat CISL annuncia l'ufficialità in merito alla cessione del Bennett ad un gruppo veneto. Il 2022 si è aperto con un calo del 50% del volume d'affari di bar e ristoranti. A influire sulla situazione è anche l'introduzione di norme anti-Covid più restrittive per accedere ai locali. A soffrire maggiormente sono le piccole realtà, alle prese anche con i controlli sulla clientela, mentre il settore del commercio risente sia del calo dei consumi che dell'assenza per malattia dei collaboratori. Stiamo assistendo, almeno alle voci che ci raccontano, al 50% di clienti che diciamo non vengono a prendere nemmeno un caffè. La problematica riguarda anche i negozi che in qualche modo anche loro rispetto a questa pandemia stanno subendo notevoli contagi, quindi molti lavoratori sono assenti sia per quarantena o per positività. Ed è di questi giorni la conferma ad una notizia che girava da tempo sul cambio di proprietà del Bennett, dove comunque i dipendenti continueranno a mantenere il proprio posto di lavoro. Ci hanno confermato il passaggio, l'acquisizione da parte di un gruppo veneto, Ipertosano, che attualmente ha circa 16 punti vendita con 3.500 dipendenti. Verranno salvaguardati tutti i posti di lavoro, dove verrà salvaguardato tutto, a partire dal TFR fino a ferie, permessi e tutto quanto. È andata come previsto, il Consiglio regionale ha scelto i 3 grandi elettori che dalle 15 del 24 gennaio dovranno scegliere il nuovo Presidente della Repubblica. Sono Zanin, Fedriga e Bolzonello. Nessuna sorpresa se non nel numero totale di voti. Piero Mauro Zanin, Massimiliano Fedriga e Sergio Bolzonello, scelti dal Consiglio regionale, saranno i 3 grandi elettori del Presidente della Repubblica che succederà a Sergio Mattarella. Io non voglio tirare per la giacchetta nessuna, voglio dire però mi auguro che ci sia un senso di responsabilità da parte di tutti, dove si possa trovare il più ampio consenso possibile. La prima carica dello Stato è una persona che deve dare garanzie, che deve dare stabilità al Paese, soprattutto in un momento difficile. Quindi mi auguro che ci sia senso di responsabilità da parte di tutti. 31 i voti per Zanin e 27 per Fedriga, e sui 4 voti in più rispetto al Presidente della Regione il Presidente del Consiglio spiega. I voti della maggioranza sono i 27 su cui si attesta il voto del Presidente Fedriga, perché poi dopo dei 29 che eravamo 2 consiglieri hanno espresso nel tempo delle posizioni un po' critiche nei confronti di questa giunta, e poi chiaramente all'interno della minoranza qualcuno ha voluto magari, così dico io, giocare, perché insomma segnalare questa cosa. 16 voti di Bolzonello, 10 in più rispetto a Ilaria D'Alzovo, votata dai 5 Stelle e da un paio di franchi tiratori. Ma io mi auguro che davvero il nuovo Presidente della Repubblica sappia essere in grado di rappresentare quello che è l'anima del Paese, quindi di tenere unito questa nostra Italia, avere la capacità di dialogo, la capacità di guardare lontano e di fare davvero gli interessi del popolo italiano. Potrebbe tranquillamente essere una donna, il che non mi dispiacerebbe proprio per nulla.
I ministri Gelmini, Franco e Giovannini chiariscano quali misure intendono adottare per evitare la palese discriminazione che stanno subendo i comuni del nord Italia, per gran parte esclusi dall'accesso ai contributi da destinare a investimenti in progetti di rigenerazione urbana per gli anni 2021-2026, contributi stanziati nell'ambito del PNRR per 3,4 miliardi di euro. A dirlo il senatore pordenonese Luca Ciriani, capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, e Luca De Carlo, coordinatore regionale in Veneto, che hanno presentato un'interrogazione parlamentare. Domani sciopero nazionale di 4 ore per il trasporto pubblico locale su gomma, proclamato da Filt CGL, Fit CISL, Will Trasporti, UGL, FNA e FAISA. Si tratta di un'agitazione che rischia di provocare disagi a lavoratori e pendolari già messi in difficoltà dalla cancellazione di molte tratte in seguito ai contagi o ai tagli legati al personale sprovvisto di Super Green Pass. 2 pakistani hanno patteggiato davanti al GUP di Udine per l'organizzazione di un traffico di migranti dalla Slovenia. Erano accusati di aver organizzato il trasporto di 57 migranti provenienti dalla rotta balcanica in Italia a bordo di un camper. 2 pakistani regolari di 24 e 28 anni hanno patteggiato davanti al GUP del Tribunale di Udine, Emanuele e Lazzaro, rispettivamente 2 anni, pena sospesa, e 2 anni e 1 mese di reclusione. A entrambi è stata comminata una multa di 200.000 euro. I 2 erano stati arrestati nel maggio 2021. Stando le accuse, avevano convinto un ucraino di 43 anni a trasportare i migranti attraverso il confine con la Slovenia. Per questo gli avevano fornito il denaro per acquistare il camper a suo nome e promesso un compenso di 1.500 euro per ogni straniero fatto entrare in Italia. Così, il 16 luglio 2020, avevano chiamato l'autista e indicato dove raccogliere 25 migranti, poi stipati in condizioni inumane e degradanti all'interno del mezzo e portati oltre confine. Il giorno dopo, sempre su indicazione dei 2 pakistani, l'ucraino aveva caricato in Slovenia altri 32 stranieri, tra i quali 2 donne e 2 bambini ammassati nel camper. Questa volta, però, il veicolo era stato fermato alla barriera dell'Isert dalle forze dell'ordine, che hanno così scoperto il traffico e arrestato il conducente. Aveva aggredito e derubato l'ex fidanzata. Per questo un marocchino di 39 anni, residente a Pasian di Prato, è stato condannato dal giudice Paolo Milocco del Tribunale di Udine a 6 mesi di reclusione. L'uomo, difeso dagli avvocati Alberto Tedeschi e Franco Giunchi, era accusato di lesioni e rapina, reato riformulato in furto. La pubblica accusa aveva chiesto 5 anni e 2 mesi di reclusione. I fatti risalgono al maggio 2021, quando i 2 si erano incontrati in un bar di Udine. Durante una discussione, l'uomo aveva preso la borsetta della ragazza, una cittadina bulgara di 26 anni, e sottratto il cellulare ed alcuni effetti personali. Poi si era dileguato. Poco dopo era tornato e aveva afferrato la giovane per la testa, strappandole gli orecchini e causandole una ferita. All'uomo sono stati revocati gli arresti domiciliari. Un litigio per un gatto è costato 3 mesi di reclusione ad un udinese di 75 anni. Aveva minacciato le vicine con una pistola, poi si è verificato essere un'arma giocattolo. Litiga con le vicine per un gatto e tira fuori la pistola giocattolo. Il Tribunale di Udine lo condanna a 3 mesi di reclusione. È la pena inflitta dal giudice Daniele Falischini Barnaba a un 75enne residente a Udine, riconosciuto colpevole di minaccia aggravata. La lite, avvenuta nell'aprile 2020, era cominciata perché l'uomo riteneva che le vicine gli avessero preso il gatto, anche se poi è risultato che si trattava di 2 esemplari simili. Il diverbio, incominciato sui balconi, era continuato sul pianerottolo. L'atmosfera si era scaldata tanto che il condannato ha tirato fuori la pistola giocattolo e l'ha brandita contro le vicine, sfidandole a chiamare le forze dell'ordine. Le testimonianze, commenta il difensore del 75enne, l'avvocato Luisa Donda, sono apparse contraddittorie e ritengo che la prova non sia stata raggiunta. Valuteremo il ricorso in appello, conclude dopo la lettura delle motivazioni. Casa colonica distrutta dalle fiamme a Rivis di Sedegliano per un incendio che è divampato all'inizio della giornata. La struttura non abitata è stata dichiarata inagibile. 12 mezzi dei Vigili del Fuoco all'alba a Rivis di Sedegliano per un incendio di un'abitazione. Il repentino lavoro dei pompieri ha permesso di salvare un'abitazione attigua abitata da una famiglia che è stata salvata dalle fiamme. Questa mattina purtroppo verso le ore 5
Si è sviluppato un incendio in un abitato qui di Rivis. Allora, per le cause stiamo ancora attendendo i rilievi dei vigili del fuoco, ma si presume che sia stato sicuramente non doloso, almeno così si presume, e che sia stato qualcosa da incidentale. Oggi abbiamo contattato il proprietario dell'abitazione che era purtroppo sconvolto da quanto accaduto, da questo incendio molto importante, e abbiamo capito che adesso bisogna cercare di intervenire per garantire la sicurezza sia dell'abitazione ma anche della viabilità. Perde il controllo dell'auto che finisce ruote all'aria tra la carreggiata e il marciapiede. L'incidente è accaduto stamattina tra San Giorgio di Nogaro e Tor Viscosa. Il conducente è stato soccorso dal personale di un'ambulanza. Fortunatamente le sue condizioni non sono serie. Disagi invece per il traffico che è stato regolato dalla polizia locale. Un 35enne del Gemonese è rimasto coinvolto in un incidente stradale ieri sera tra Trasaghis e Braulins lungo la ex strada provinciale 36. Alla guida di una Fiat Punto Abarth ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato su un fianco. L'uomo è uscito da solo dall'abitacolo, è stato soccorso dai vigili del fuoco. Nessuna particolare conseguenza per lui, anche in questo caso disagi per il traffico. Premio Nonino, gli alambicchi si apriranno il 7 maggio 2022. È annunciata questa mattina la data della cerimonia che è stata rinviata per 2 anni. Festa anche per i 125 anni della famiglia di distillatori friulani. Lo spirito dei Nonino non si arrende alla variante Omicron. Già rimandata per 2 anni e inizialmente fissata per sabato 29 gennaio, la cerimonia di consegna del premio istituito dalla famiglia di distillatori friulani si svolgerà la prossima primavera. Impossibile, visto l'andamento dell'epidemia, immaginare di accogliere gli ospiti tra gli alambicchi in questo periodo. La famiglia ha annunciato questa mattina che la cerimonia del premio Nonino, 45esimo anno più 2, si svolgerà sabato 7 maggio 2022. La data coinciderà anche con l'inizio delle celebrazioni per i 125 anni della famiglia Nonino in distillazione. Da Orazio a Benito, da Benito e Giannola a Cristina, Antonella ed Elisabetta. Il premio Nonino, rimandato nel 2020 perché la famiglia di distillatori era impegnata a San Francisco in concomitanza con l'evento per ricevere un prestigioso riconoscimento, l'anno scorso non si è svolto a causa dell'emergenza sanitaria. Un brindisi da remoto con i videomessaggi di saluto dei tanti amici del premio è servito un anno fa a spiegare la decisione sofferta del rinvio, maturata nel rispetto di una caratteristica essenziale della cerimonia, la presenza nelle distillerie di Ronchi di Percoto dei premiati, dei giudici e degli ospiti. L'annuncio della nuova data è accompagnato dal messaggio del filosofo e sociologo francese Edgar Morin, neocentenario, vincitore del premio Nonino 2004, un maestro del nostro tempo e membro della giuria. Viviamo in un momento surreale, in cui l'unica certezza è l'incertezza, dice. Mai come negli ultimi mesi abbiamo capito quanto i valori fondanti del premio Nonino siano visionari. Nato per salvare antichi vitigni autoctoni del Friuli in via di estinzione, il premio sottolinea la permanente attualità della civiltà contadina, intesa come il suo rispetto per la terra, per il suo ecosistema, per i valori da lasciare in eredità alle future generazioni, sapendo che la terra è la casa di tutti e rappresenta le nostre radici e la nostra identità. I pericoli che la minacciano, conclude Morin, devono farci prendere coscienza della comunità di destino di tutti gli esseri umani ed esortarci alla fraternità. E Antonella Nonino ci racconta come la giuria stia lavorando per scegliere i propri premiati e ricorda anche come il premio Nonino abbia già anticipato 6 Nobel. L'ultimo è quello di Giorgio Parisi che chissà forse a maggio sarà a Ronchi di Percoto. Siamo felici perché è un ritorno in presenza nelle distillerie in mezzo ai nostri alambicchi che ormai rappresentano veramente un momento, un rito, no? da vivere insieme. Non dimentichiamo che il premio Nonino ha anticipato ben 6 volte i Nobel e questa anche felice coincidenza che il Nobel a Giorgio Parisi è proprio arrivato diciamo in questi ultimi mesi e Giorgio è un amico del premio della famiglia Nonino
nonnino viene sempre appunto a ballare, quindi sarà l'occasione per ballare e brindare insieme e per pensare insieme ad una visione di futuro. È possibile che ci sia a maggio? È possibile, noi ovviamente ce l'auguriamo, è un motivo in più per fare un brindisi straordinario, perché Giorgio Parisi veramente sta dando un'immagine dell'Italia straordinaria. Il 7 maggio ci sarà la cerimonia a Ronchi di Percoto. Quando si conosceranno i nomi dei vincitori? La giuria è in fermento, possiamo dire, no? In fermento, e quindi ci stiamo lavorando, sono arrivate ovviamente delle candidature, ci incontreremo, ecco, questo sarà probabile, ci incontreremo online. Non è una bufala, è proprio il caso di dirlo. David Puente è stato nominato nelle scorse ore vice direttore di Open, il sito di informazione fondato da Enrico Mentana. A rendere pubblica la notizia, poi confermata dallo stesso giornalista friulano, trasferitosi ora a Milano, è stato Gerardo D'Amico, capo redattore della RAI, coordinatore della task force che l'emittente televisiva ha messo in piedi contro le fake news sulla pandemia. Puente, noto debunker, diventato celebre in Italia grazie al blog Il Cacciatore di Bufale. All'interno di Open avrà ovviamente la delega al fact-checking del portale. La Giunta Comunale di Udine ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica di messa in sicurezza del mulino di Viale Volontari della Libertà. Il manufatto, che risale al XIX secolo, è vincolato dalla soprintendenza perché è l'unico esempio urbano superstite di questo tipo. Il recupero del mulino di Viale Volontari della Libertà a Udine consentirà di risolvere i problemi legati al degrado dell'area e alla sicurezza di un percorso frequentato sia dagli udinesi che dai cicloturisti. La Giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Noi intendiamo recuperare il manufatto, le due ruote, una in metallo e una in legno, proprio perché ricreare quell'atmosfera che c'era un tempo. Non si capisce perché è rimasto fermo così questo bel manufatto per tantissimi anni. Essendo Udine città dell'acqua, con tutte le rocce, sta recuperando un po' alla volta tutti questi tratti che sono caratteristici. E questa amministrazione ha ritenuto opportuno, credo che sia da tempo che veniva chiesto di sistemare questo manufatto. Il progetto di fattibilità prevede una spesa complessiva sui 115.000 euro, però noi abbiamo 85 già pronti e gli altri li metteremo in seguito. Però di lavori sono 82.000 euro, quindi andranno a gara e verrà realizzato entro quest'anno sicuramente. Termina qui questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo tra pochissimo l'appuntamento con il notiziario sportivo. Si parlerà naturalmente di Udinese che guarda alla Juve e ufficializza il primo acquisto. Si muove il mercato anche in casa Pordenone, mentre il presidente Lovisa punta alla vittoria sul Lecce domenica. Spazio anche al calcio a 5 e allo sci alpino. A seguire l'appuntamento con le previsioni del tempo a cura del nostro Antonino Renda. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Arrivederci.